Strategie agroalimentari a Tutto Food 2025. Sei pronto a scoprire un mondo di sapori autentici e innovazioni rivoluzionarie che stanno per conquistare il palcoscenico internazionale? Dal 5 all'8 maggio 2025, Milano diventerà il cuore pulsante dell'eccellenza agroalimentare mondiale con Tutto Food, una delle fiere più importanti del settore. Questo evento rappresenta una vetrina globale per le imprese e un'occasione strategica per affacciarsi su nuovi mercati, consolidare relazioni commerciali e investire nella qualità per costruire il futuro. Dalle isole alle regioni del continente, l'Italia si presenta a Tutto Food con il meglio delle sue produzioni. La Sardegna, ad esempio, porterà 9 aziende isolane in una collettiva nel padiglione 14, stand K43. L'obiettivo è rafforzare la visibilità e la competitività delle eccellenze sarde sui mercati esteri e nazionali. La partecipazione è vista come una scelta strategica e un investimento nella promozione, fondamentale per superare le barriere legate all'insularità e intensificare le esportazioni. Nonostante le criticità logistiche, l'agroalimentare sardo ha dimostrato grande capacità di innovazione, resilienza e qualità. Potrai scoprire prodotti autentici che raccontano la storia e la cultura alimentare di questa terra unica, come oli extravergini di oliva DOP, carciofi locali, vini autoctoni, liquori tradizionali, tartufi sardi, zafferano, miele artigianale di alta gamma. La Lombardia sarà presente nel padiglione 18, puntando i riflettori sulla qualità, la tradizione e l'innovazione delle sue produzioni. Il suo spazio ospiterà degustazioni di prodotti tipici lombardi e dedicherà un focus speciale ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026. La regione porta non solo i suoi prodotti, ma l'idea di una Lombardia che crede nelle sue radici e investe nella qualità per il futuro. Anche i salumi DOP piacentini avranno uno stand istituzionale, padiglione 3, stand S01. Il consorzio di tutela partecipa con un ricco programma di animazione, tra cui degustazioni guidate per buyer internazionali curate da Daniele Reponi. L'apertura vedrà anche la partecipazione dello chef Matteo Castignoli, che proporrà abbinamenti classici come gnocco fritto con i 3 salumi DOP, coppa piacentina, pancetta piacentina, salame piacentino. Nei giorni successivi, Daniele Reponi mostrerà la versatilità di questi salumi in proposte gastronomiche creative, perfette anche per l'aperitivo italiano. Sarà possibile degustare i salumi sia in purezza che in abbinamento con vini locali come Ortrugo, Malvasia, Gutturnio. Questa partecipazione è strategica per raggiungere i buyer internazionali e sviluppare l'export, oltre a elevare la reputazione dei salumi piacentini nel mercato nazionale. Tra le novità attese, Versil Food, azienda toscana specializzata in funghi, frutti di bosco, ortaggi e piatti pronti surgelati, presenterà in anteprima il suo nuovo mix di frutta esotica. Questo prodotto, proveniente da fornitori selezionati in Sud America e Africa, sarà disponibile per il canale retail. L'azienda sta inoltre raddoppiando il suo stabilimento produttivo e installando nuove linee di confezionamento ad alta automazione. Segno di una fase di crescita solida basata su investimenti e una visione chiara. Innovare nel rispetto della tradizione, puntando su qualità, sostenibilità e adattabilità alle nuove esigenze del mercato. La fiera è il contesto ideale per condividere questa visione con il pubblico nazionale e internazionale. Tutto Food 2025 si preannuncia quindi come un evento imperdibile per scoprire le radici profonde e il futuro vibrante dell'agroalimentare italiano. Un viaggio tra sapori autentici, strategie di crescita e innovazioni che guardano al mondo. Quale di queste eccellenze ti incuriosisce di più e vorresti assaggiare per primo?